allenatori. Alessandro Dal Canto, primo 0-0 in campionato del Padova, ma un punto il primo pareggio nel girone di ritorno che penso la soddisfi. Sì, oggi abbiamo ottenuto un punto importante contro una squadra importante e soprattutto con una prestazione secondo me di buonissimo livello. Nel primo tempo abbiamo avuto a tratti forse un po' più di supremazia rispetto a loro, non con grandissime occasioni da gol, penso che un paio le hanno avute grosse loro, un paio le abbiamo avute noi, penso che alla fine il risultato sia anche l'epilogo più giusto per questo tipo di partita. Aver pareggiato con il Verona potrebbe essere come dire, l'anticamera di una possibile semifinale playoff. Le piacerebbe trovare di nuovo il Verona in semifinale? Ma qualsiasi squadra trovassimo saremmo contenti perché vuol dire che ci siamo dentro, però insomma il gruppo di testa è un gruppo importante, ci sta avvicinando parecchio anche il Varese che è un'altra squadra forte, credo che sarà aperta per il quarto, quinto e sesto posto fino alle ultime giornate. Andrea Mandorlini, il suo ritorno a Padova coincide con un pareggio che viene a interrompere questa striscia di due risultati negativi fuori casa. Un buon punto comunque perché il Verona ha fatto una bella figura. Beh, insomma, io devo fare i complimenti al Padova perché la prima mezz'ora veramente ci ha messo in grande difficoltà, quindi abbiamo rischiato, siamo stati attaccati un po' col sacrificio, non eravamo equilibrati, facciamo degli errori, però poi con l'andamento della gara qualcosa è migliorato e forse un po' più di coraggio avremmo magari potuto fare qualcosina. Se questo fosse l'antipasto, diciamo, di una semifinale playoff che vedesse di fronte magari proprio Padova e Verona, lei che direbbe? Abbiamo già fatto tanti punti, quindi saremo già pronti, quindi insomma, per noi era un obiettivo insperato e impensabile all'inizio, forse il Padova era il minimo questo obiettivo, quindi